Cosa volete che vi diciamo che non sappiamo ancora neanche di cosa è morta nostra figlia? Cosa vuole che vi dica di mia figlia? Che come tutti è la miglior figlia del mondo. Poche parole esasperate e sofferte, quasi trattenute dai balconi socchiusi di questa villetta schiera di via Roana a Castelfranco. Anche Francesco Fasan, papà di Serena, aspetta l'esito dell'autopsia sul corpo della figlia, trovata morta mercoledì sera alle 18:30 dal compagno mentre rientrava a casa dal lavoro. Poi nella notte il suicidio dello zio a Pieve, il 55enne Simone Fasan, fratello dello stesso Francesco. Un dramma nel dramma, ancora tutto da chiarire, con la procura trevigiana che ha aperto un doppio fascicolo, uno per omicidio volontario, l'altro proprio in queste ore sulla morte dello zio. C'è da fare luce su eventuali correlazioni tra gli eventi e sui segni trovati sul corpo della 37enne, forse riconducibili a dei tentativi di rianimazione. Quello che al momento sembra certo per gli inquirenti è che Serena non se li è procurata da sola. A questo punto l'ultima parola spetta all'autopsia disposta dal PM e che sarà eseguita tra lunedì e martedì dal dottor Alberto Furlanetto. I carabinieri in queste ore non hanno sentito nuovi testimoni. Con l'appartamento di via Ponchini ancora sotto sequestro, la scena della tragedia al momento è cristallizzata in attesa della verità medica. Tanti, troppi gli interrogativi con la famiglia che chiede silenzio. Proprio quel silenzio invocato ieri sera dal sindaco Stefano Marconi in piazza Giorgione, tornata a riempirsi per il concerto di Roby Facchinetti con il maestro Diego Basso. E mi sento di lanciare un appello a questa comunità. Dedicate un po' di questa energia positiva per stare vicini a Ettore, a Matteo, ai genitori di Serena. E vi prego di farlo dedicandogli 10 secondi di silenzio, magari facendolo tutti in piedi. Hanno bisogno di questo segnale e di niente di più, null'altro.